procede lenta, lambendo il centro abitato. A bordo, accompagnata da alcuni amici in costume tradizionale trentino, c'è Miss Canederlo 2016, volto della 10ª edizione della Knedelfest di Mer, paesino 2 passi da San Martino di Castrozza. Assieme al mister che l'attende in paese, la nuova reginetta sarà testimonial per un anno delle tante bellezze della Valle di Primiero. La coppia non poteva non essere amante dei Canederli, che in questa 2 giorni assolata ad inizio settembre hanno letteralmente invaso le vie del borgo. I Canederli preferiti? Quelli alle erbette e al formaggio. Allo specchio e alla birra. Organizzare la Knedelfest è diventato davvero un gran lavoro, si inizia addirittura un anno prima per l'anno successivo. Pensare che in realtà la festa è nata proprio per gioco 10 anni fa e con il tempo è diventata talmente bella, talmente gradita dal pubblico da diventare uno degli appuntamenti imperdibili di fine estate nella Valle di Primiero. Rigorosamente freschi e fatti a mano, i Canederli di Mer sono l'espressione della tradizione gastronomica locale. Tra i più famosi ci sono quelli ai formaggi, una ricetta facile e gustosa da provare anche a casa. Prendo il pane raffermo del giorno prima tagliato a quadretti, lo bagno con latte, uova, sale e pepe, lo impasto bene, aggiungo il formaggio, si può fare insieme oppure lo faccio a sorpresa. Quando ho fatto il canederlo faccio il buchino, lo ricucisco e lo passo nel pan gratin. Nel frattempo bolle l'acqua, ecco, salata, metto il canederlo e quando viene a galla lo lascio cucinare per 10 minuti a fuoco molto lento. Nel frattempo ho già preparato nel pentolino il burro rosolato con la salvia e lo condisco con una bella manciata di grana del caseificio di Primiero. Ecco, si possono questi anche condire con la ricotta affumicata di malga e il burro fuso, sono speciali. Oltre alle varianti con lo speck, la mortadella o la salsiccia, esistono gustose alternative anche per chi non mangia carne. Abbiamo poi quelli per i vegetariani che sono a base di funghi, finferli, oppure all'ortica che contiene ferro e sali minerali, cuocendo sempre la ortica mescolata col pane e le uova, sempre lo stesso metodo. E poi abbiamo alle grassole. Le grassole è uno spinacio di alta montagna, cresce a 1200-1500 metri, è molto vitamentoso perché è molto sostanzioso e per italiano si chiamerebbe il buon Enrico. Cosa accompagnare a tanta bontà? La birra naturalmente, meglio se artigianale. I canederli non sono tutti uguali, difatti le nostre birre si abbinano a tutti i canederli che possiamo proporre. Oggi ne abbiamo proposti 2, uno con le verdure e uno con lo speck e la birra, e abbiamo portato 8 birre, quindi le birre vanno veramente dalle più semplici, tipo la Golden Ale, che è una birra fresca, leggera, da 4,5 gradi, fino alle birre maturate in legno, quindi anche acide, da 8 gradi, forti. Assolutamente da provare anche il canederlo dolce. Questo qua l'hai fatto con le mele. Sì, va fatto senza pane come quelli altri classici Knederli. Questo si è grattugiato la mela, poi dopo si è bagnato la uvetta nel rum e si è messo giù e poi dopo si fa con un po' di zucchero, scorza del limone e poi si aggiunge il semolino quanto che basta. Ogni Knederlo o ogni vaschetta quando si fa bisogna prima fare la prova del Knederlo se sta in piedi, no? Quando che venga a galla si lascia cuocere pian pianino 10 minuti e poi a parte si fa una crema di vaniglia o il mousse delle mele e si può servirlo così un po' caldo. E se questi appetitosi peccati di gola finiscono per minacciare la linea, non resta che approfittare dello scenario incantevole offerto dalla Valle di Primiero per dedicarsi a qualche salutare passeggiata a piedi, in bicicletta o con le racchette da Nordic Walking. Tanti percorsi da poter fare alla portata davvero di tutti, quindi sia dei grandi che dei più piccoli, con delle piste ciclabili, dei sentierini di mezza quota che offrono davvero dei panorami fantastici e degli scorci sulle nostre palle di San Martino.